vedi nel cielo quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato e il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano. Buonasera, il dio dell'inverno, canta Francesco Guccini, è arrivato, ma questo mi sembra che negli ultimi tempi succeda proprio solo nelle canzoni, perché la realtà ci sembra dire ben altro, e chissà cosa ci dirà il nostro ospite, che non è qui ovviamente solo per parlare del suo lavoro, ma anche di altro, proprio nello spirito del programma. Lui è un fisico dell'atmosfera e della neve, un meteorologo ed è il responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera a Locarno Monti. Allora diamo il benvenuto allo specchio oggi a Marco Gaia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Siamo partiti bene con Francesco Guccini perché qualcuno mi ha spifferato che lei ha una passione per questo cantautore italiano. Il pezzo è giusto? Può andare o no? Iniziato nel migliore dei modi. Ci sono un paio di canzoni in cui Guccini fa dei riferimenti alla meteorologia e questo è una di quelle, quindi va benissimo. Va benissimo, ma magari io ho detto sì, questo è vero che è perfettamente a tema con il nostro ospite, però magari il nostro ospite non ne può più di sentirsi coinvolto proprio sempre sul clima. Dico, magari vado allo specchio, sì, Guccini va bene, ma non parliamo di tempo, però fa parte del mio lavoro. Chi decide di lavorare nel campo della meteorologia, in particolare quale previsore del tempo, come si diceva una volta, oggi si preferisce parlare piuttosto di meteorologo e basta, sa che c'è una componente veramente pubblica nella nostra professione e deve accettarlo, quindi va benissimo che le persone... Ma quindi le succede che ogni tanto la fermino per strada chiedendo ma insomma avete annunciato bel tempo, ho organizzato la grigliata in Valcolla e non è andata bene perché è arrivato l'acquazzone, ma come funziona? Lei alla fine il suo lavoro lo porta anche in strada quando ha contatto con le persone? Assolutamente, mi succede regolarmente e ancora settimana scorsa stavo facendo una passeggiata da Rosio, stavo salendo verso il Monteferraro da solo, il primo pezzo è una strada asfaltata, incrocio una macchina, la macchina va in avanti di 10 metri, si ferma, torna indietro, abbassano il finestrino, ma lei è il signor Gaia, lei non ci conosce ma noi l'abbiamo vista in tele, ecco. E da lì poi abbiamo iniziato a chiacchierare, quindi effettivamente c'è questa dimensione di piccolo personaggio pubblico che mi va bene. Le va bene? Sì, assolutamente. Ma anche i familiari, penso, le feste, insomma alla fine lei è l'autorità che deve dare indicazioni. Qui ci sono tanti aneddoti che si potrebbero raccontare. Io terminato gli studi sono ritornato con mia moglie in Ticino perché volevamo sposarci, volevamo vivere in Ticino e la prima attività professionale che ho trovato è stata quella di docente di fisica, di didattica della fisica, che ho fatto con piacere per 9 anni. Poi è passato il treno che mi ha portato verso Locarno Monti e la prima reazione di mia moglie era io allora torno col mio cognome da nubile. Ed era il 2001. Esatto. Infatti, perché poi lei ha abbandonato la professione di docente, un docente con una missione apparentemente complicatissima, cioè spiegare la fisica nelle scuole, è una materia che forse a torto viene considerata un po' ostica. Completamente a torto, dal mio punto di vista, e qui forse anche alcuni docenti di fisica hanno un po' le loro colpe perché la insegnano anche in modo che poi passi questo messaggio. Perché ho abbandonato l'insegnamento? Più che altro perché non volevo perdere appunto questo treno che passava in quel momento della mia vita e andava verso la meteorologia, che mi faceva ritornare verso un settore che mi aveva molto appassionato durante gli studi. Io praticamente durante gli anni adolescenziali avevo 2 interessi quando pensavo a quali professioni potevo svolgere, l'interesse verso l'insegnamento e l'interesse verso una professione collegata al mondo della meteorologia. Ho fatto poi la formazione in fisica dell'atmosfera e della neve. Al Politecnico di Zurigo? Al Politecnico di Zurigo perché cercavo di mettere assieme la parte degli hobby, dei divertimenti. A quei tempi andavo molto in montagna, praticavo tantissimo l'alpinismo sia d'estate sia d'inverno e mi sembrava una disciplina, una materia che permetteva di mettere assieme l'utile al dilettevole.
e quindi mi sono formato in fisica dell'atmosfera e fisica della neve, andando pure a fare 2 inverni di lavoro a Davos all'Istituto per lo studio sulla neve. E poi, terminati gli studi, abbiamo iniziato appunto la vita di coppia in Ticino e il primo treno che è passato è stato quello Ed dell'insegnamento. era un ragazzo, in fondo nel 2001, mi risulta, mio amico corregga se sbaglio, lei è nato nel 68. Ecco, nascere nel 68 non significa necessariamente essere un figlio del 68. Che atmosfera respirava in casa? I suoi genitori cosa facevano? E lei come è cresciuto? Ma mia mamma è stata sempre una casalinga, mio papà era ingegnere e eravamo 4 fratelli e sorelle, io sono il terzo. Una famiglia direi normale, siamo cresciuti a Caslano, quindi ancora molto contatto con, direi, fra virgolette, la terra. I nonni lavoravano ancora degli appezzamenti piccoli, però erano degli appezzamenti, il ronco e l'orto. Una famiglia comunque un po' particolare nella sua dinamica interna, perché mio papà per 18 anni ha lavorato a Zurigo, quindi lui faceva il pendolare, partiva la domenica sera e rientrava il venerdì sera. Quindi c'erano comunque delle dinamiche un po' particolari. E in più i primi 2 fratelli, io e la mia sorella che è nata dopo di me, avevamo 6 anni di differenza, quindi comunque non eravamo proprio compatti, c'erano un po' quasi due gruppetti all'interno. Lei ha già citato Arosio, siamo in Alto Malcantone, è cresciuto a Caslano, Basso Malcantone e poi ovviamente è andato a Zurigo ed è tornato, adesso vive a Lamone, quindi comunque in Ticino è tornato. Lei è mi dicono anche questo, tante cose mi hanno detto, per essere lei a confermarmele, che lei sia un patrizio, si appartenga al patriziato di Ascona, quindi Esatto. sì, effettivamente legato al territorio, però poi a lei è interessato il cielo. Questa passione avuta con la montagna, è andata proprio così. Sì, direi Perché proprio che sono partito verso la fisica dell'atmosfera, quindi poi tutto quello mi che deve ha a che spiegare fare con poi, tra l'altro, di che cosa si tratta tecnicamente la fisica dell'atmosfera. Sì. La fisica dell'atmosfera è proprio l'applicazione delle leggi della fisica, quindi sostanzialmente delle leggi della natura, a questo fluido molto particolare che è l'atmosfera, che ricopre completamente tutta la Terra. Quindi sostanzialmente sono questi 15-20 chilometri se ci limitiamo allo strato proprio meteorologicamente attivo, sono invece quasi 300-400 chilometri se si va proprio fino all'estremità massima dell'atmosfera, che sono l'oggetto della curiosità di chi si occupa di fisica dell'atmosfera, che cerca di capire cosa succede all'interno dell'atmosfera, perché succedono certe cose, e una volta che ha capito quali sono le regolarità cerca anche di prevedere domani, dopodomani, fra una settimana cosa succederà nell'atmosfera. Ma lei che ha alzato lo sguardo al cielo, si è fermato all'atmosfera, il cielo è ben più grande, oltre, ci sono le stelle, ci sono i cieli stellati. Ecco, l'astrofisica invece non è una sua passione. Non è fra le mie passioni, no. Mi sono fermato un po' prima. Bene, è una passione quella delle previsioni, lei è responsabile per questo ufficio, dobbiamo ricordare del Dipartimento Federale degli Interni, ufficio, lei è responsabile delle analisi e delle previsioni. Come mai le previsioni meteo continuano, nonostante che si è passati dai giornali, dall'analogico al digitale, continuano ad avere una grande rappresentanza su tutti i vettori? Perché le previsioni meteo ci interessano così tanto? Ma bisognerebbe chiederlo all'uomo della strada, noi l'abbiamo fatto ogni tanto e tutto sommato veramente le previsioni meteo è qualcosa che interessa dai 9 ai 99 anni, come si suol dire. Ci sono Prima no, prima avete da 0 a 9 anni, quando si è bambini interessa meno, si vive più in simbiosi con la natura forse. Diciamo, probabilmente non c'è veramente l'aspetto di dirsi ma cosa succede domani o dopodomani. Si vive però quando si è bambini piccoli, e noi l'abbiamo visto spesso perché abbiamo avuto anche degli asili che sono venuti a trovarci o mi hanno chiesto di andare a fare degli interventi nelle loro strutture. C'è questa
comunque questa curiosità di vedere un attimo cosa succede, cos'è una nuvola, perché una nuvola sta in cielo e non casca per terra, da dove arriva la pioggia. Quindi queste domande comunque anche i bambini dell'asilo, rispettivamente delle elementari, iniziano a porsele. Però poi penso è solo una volta che iniziano a crescere un pochettino che iniziano a domandarsi veramente ma domani cosa succede? E una volta non c'era veramente la possibilità di rispondere a questa domanda se non basandosi su quelle regolarità che i contadini, ad esempio, erano riusciti a capire guardando la natura e osservandola con attenzione. Da circa un'ottantina d'anni abbiamo la possibilità di iniziare a mettere a disposizione delle risposte a questa domanda cosa succede domani, e la risposta via via che la meteorologia si è sviluppata è diventata sempre più precisa e oggi viene utilizzata un po' in tutti i campi, dal tempo libero, chi vuole andare in montagna, chi vuole andare a fare una passeggiata, chi vuole andare a farsi un giro con la bicicletta o la mountain bike, fino alle applicazioni professionali più spinte. È interessante notare quindi che i bambini sono più sintonizzati col presente, a loro magari va anche bene se piove, si possono anche divertire con le pozzanghere, invece Certo. l'acqua è un impedimento appunto magari per gli adulti che hanno delle attività. Quindi lei è un po' in fondo un sacerdote del futuro e spesso ai meteorologi chiedono che cosa ci attende domani. Noi siamo ossessionati da questo futuro e tramite poi la scienza computazionale, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, tutti i dati, la tecnologia, si cerca di avere una risposta sempre più precisa. Abbiamo avuto ospite anche Maria Grazia Giuffreda, la co-direttrice del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Perché siamo così ossessionati in fondo dal futuro? Da questa domanda, cosa ci attende domani? Lei deve sempre rispondere a queste cose, è complicato, no? Ecco, è sicuramente complicato, da un lato è affascinante perché richiede al meteorologo di confrontarsi e veramente di mettere in campo tutte le sue conoscenze, tutto il suo sapere. Dall'altro il meteorologo ha la possibilità di confrontarsi con un utente o con tanti diversi utenti, e quindi c'è anche tutto un aspetto di comunicazione che rende molto interessante la nostra professione. E io penso che il singolo utente, al di là di quelle che possono essere le necessità professionali, è comunque sempre come persona, come singolo, interessato a capire ma domani cosa succede alla mia vita. È una sfaccettatura di questa domanda, quasi un po' filosofica. Certo, andando invece indietro nel tempo ho letto un suo testo intitolato "Il clima cambia anche nel Basso Malcantone", in cui lei con un amarcord un po' nostalgico ricorda proprio gli anni della sua infanzia, slittate nella neve, il profumo di cioccolato e una prozia che metteva le mani nella terra. Davvero, allora sì, c'era quel dio dell'inverno che canta Guccini. Oggi quel dio l'abbiamo ucciso. Abbiamo sicuramente stravolto con l'attività umana, sostanzialmente per tantissimi anni senza saperlo. Adesso negli ultimi 30, 40, 50 anni lo sappiamo, però prima non lo si sapeva. Con la nostra attività umana abbiamo effettivamente interagito così pesantemente con l'atmosfera da stravolgere quelli che sono un po' i fenomeni e i ritmi naturali. E quindi sì, quello che succedeva quando io ero bambino negli anni 70-80 è ben diverso da quello che sta succedendo adesso. Banalmente anche da noi le temperature sono andate al rialzo, hanno preso l'ascensore negli ultimi decenni. Il 2022 è stato in Svizzera l'anno più caldo da quando Meteo Svizzera misura in modo sistematico, quindi dal 1864. E non lo possiamo negare, i cambiamenti climatici non è qualcosa che riguarda gli altri, non è qualcosa che avviene solo al Polo Nord, al Polo Sud o in una qualche sperduta isola polinesiana, è qualcosa che sta avvenendo anche in Svizzera, anche in Ticino, anche proprio da noi. E l'abbiamo visto toccandolo con mano, per esempio ancora ultimamente con come è partito l'inverno, rispettivamente come è stato il 2022 dal punto di vista delle precipitazioni e delle temperature. Sì, Marco Gaia, quando piove in modo abbondante, si dice
nelle redazioni giornalistiche chiamiamo Marco Gaia, quando invece veniamo da un regime di siccità e di assenza di neve chiamiamo Marco Gaia, e la domanda è poi sempre quella: è normale, cioè è naturale che sia così, oppure è un effetto, una conseguenza dell'attività umana? Questa è la grande domanda, in fondo alla quale sta girando un po' tutto il dibattito sul clima. È così? Questa è la domanda, direi, che ci ha, come dire, ha monopolizzato l'attenzione anche dei mass media negli scorsi 40 anni. Perché veramente c'era anche da tante parti ancora un po' il dubbio, ma sarà così, non sarà così. Direi che adesso non è più questa la vera domanda, adesso la risposta la conosciamo, sì, è così. L'attività umana ha modificato, come ho detto prima, i processi all'interno dell'atmosfera in modo così importante che abbiamo delle ricadute, degli impatti veramente maggiori, veramente grandi, e che dobbiamo adesso gestire. E adesso arriva la domanda veramente nuova, fondamentale, a cui dobbiamo assolutamente come società dare una risposta: come facciamo a evitare che i cambiamenti climatici che sono in atto non raggiungano poi delle dimensioni tali da essere ingestibili. E quindi sostanzialmente, sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi di come funziona l'atmosfera, vuol dire decarbonizzare la nostra società, riuscire a produrre l'energia di cui abbiamo bisogno per vivere senza far ricorso ai combustibili fossili. E questa è la grande domanda, la grande sfida. Quindi di per sé non è più una sfida climatologica, non è più una domanda meteorologica, ma è quasi una domanda sociale, politica, ingegneristica. Le tecniche ci sono, bisogna essere tutti disposti a volerle applicare. Questa è una domanda che anche le verrà rivolta quando lei, con tanta audience, devo dire, si presenta. Può essere in una serata organizzata dal CAS a Locarno oppure alla Filanda a Mendrisio. Lei fa anche questo lavoro, se possiamo dire, oltre alla sua attività. Che facce vede in queste sale? C'è preoccupazione? Ci sono tante persone che vengono anche alla termine delle serate che faccio di divulgazione sui cambiamenti climatici, che si mostrano della preoccupazione. Però quello che mi preoccupa non sono tanto loro, ma quanto le persone che non erano presenti in sala. Perché chi è presente in sala non faccio fatica a credere che abbia una preoccupazione genuina, che probabilmente è stato anche il motivo per cui è venuto a sentire una conferenza di questo tipo. La sfida per noi che facciamo divulgazione in questo settore è riuscire a raggiungere coloro che probabilmente non verrebbero mai a una filanda o a una serata organizzata dal CAS Locarno, che sono la maggior parte, perché alla fine comunque le persone che parli quando vai a fare queste serate è una piccola percentuale della popolazione, sicuramente non sufficiente per mettere in moto dei cambiamenti a livello sociale, però bisogna farlo perché sono convinto che la divulgazione è l'unica strada che permette poi di far passare il messaggio che dobbiamo veramente agire e aiuta la società a prendere consapevolezza di quello che è in gioco. Una buona notizia che abbiamo letto recentemente, nelle ultime settimane, è il fatto che il buco nell'ozono si starebbe chiudendo e riducendo, e sembra la conseguenza, almeno così ce l'hanno venduta sui giornali, la conseguenza di decisioni politiche. Esatto. Ecco, ma lei ha fiducia nella politica? Sinceramente, perché ormai tutti cavalcano un po' il carro verde, ecco, e ormai... Io ho fiducia nella politica, come ho fiducia nel mondo degli imprenditori, come ho fiducia nella società. Secondo me sono questi i tre ambiti importanti. Il mondo della politica è inteso come coloro che fanno le leggi. Nel mondo dell'imprenditoria inteso come coloro che costruiscono oggetti che fanno della produzione, e la società tutta. Alla fine siamo noi con il nostro voto che eleggiamo i politici, quindi alla fine i politici siamo noi che decidiamo un po' chi va a fare politica. E questi tre elementi secondo me continuano a interagire fra di loro.
Io dico spesso che un politico di per sé è migliore di un meteorologo, fiuta molto bene da che parte tira il vento, e quindi se vede che la popolazione, la società è disposta ad andare in una certa direzione, sarà propenso a promulgare delle leggi che aiuteranno poi ad andare ancora più velocemente in questa direzione. Queste leggi poi influiranno il mondo degli imprenditori, perché se si mettono delle leggi, per esempio, che le auto non possono consumare più di tot litri di benzina, ecco, sì, gli imprenditori si daranno da fare. Quindi è fondamentale che questi tre elementi interagiscono fra loro, e non dobbiamo dimenticare come singolo cittadino che ogni volta che noi acquistiamo qualcosa decidiamo per un certo tipo di produzione oppure per un'altra. Ogni volta che noi andiamo a votare decidiamo per una certa politica che verrà fatta. Ogni volta che noi costruiamo, per esempio, qualcosa, se noi costruiamo una casa, prendiamo una decisione oggi che influenzerà le emissioni per i prossimi 40 anni. Quindi noi... Non le chiedo, lei come politico non avessi deciso di scendere in politica? No, penso che posso essere più utile con la mia attività di meteorologo, di divulgatore in climatologia. Certo, allora orizzonti, abbiamo parlato di aria, di cielo, ma adesso andiamo oltre l'atmosfera con un film. Ha deciso lei di portarlo, poi ci spiegherà perché. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing, I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Vabbè, Houston, we have a problem è rimasto nella storia della tecnologia e del progresso umano. Marco Gaia, perché ha deciso di sottoporci questo film? Allora, perché questo film è Apollo 13, ricordiamo 13, con Tom Hanks. Esatto, perché questo film nella nostra famiglia è un film di riferimento. Io ho 3 figli, il maggiore è Luca e poi 2 figlie, Viviana e Laura, e quando avevano attorno ai 10 anni il maggiore, per caso abbiamo visto questo film e lui si è appassionato tantissimo e l'abbiamo visto e rivisto che penso le figlie ormai mi odieranno perché l'ho portato oggi, perché non ne possono più. E una scena che trovo molto bella nel film, a un certo punto Tom Hanks racconta della sua esperienza prima di diventare astronauta come pilota militare, sta rientrando col suo velivolo verso la sua portaerei e improvvisamente tutto nel cockpit si spegne e ha un guasto. E è un po' perso, non sa bene cosa succede, oltretutto non sapeva esattamente dove era la portaerei, e poi grazie al fatto che tutto si spegne nota sull'oceano come una scia verde che è delle alghe probabilmente che sono in qualche modo state come dire tutte riprese dalle eliche così, e vede questa scia che lo porta alla portaerei. E la morale quindi? E la morale è che spesso e volentieri, anche quando tutto sta andando male o hai l'impressione che ti sta succedendo che qualcosa sta andando male, alla fine poi non va così male come ti potevi immaginare. Io sono per convinzione ottimista. Che la natura ci darà una seconda possibilità? No, non tanto quello, ma sono ottimista che se vogliamo, se ci mettiamo tutti assieme, possiamo ottenere veramente degli ottimi risultati. Non è un ottimismo così ingenuo, penso, il mio. Io sono convinto che nella vita oramai capitano delle cose belle, capitano delle cose brutte, però se si affronta in modo positivo anche le cose brutte è più facile trovare una soluzione. Lei si definisce un curioso per natura, un ottimismo per convinzione. Esatto. E ovviamente Tom Hanks, questo forse per chi non ha visto il film dobbiamo ricordare proprio brevemente, è una missione spaziale nel 1970, l'ultima missione spaziale verso la Luna. Adesso
altre ne verranno, e poi ovviamente c'è un problema tecnologico, e l'uomo e la tecnologia hanno sempre camminato a pari passo. Persino accendere un fuoco in una grotta preistorica è in fondo un atto tecnologico. Però la letteratura ci presenta molti casi di una tecnologia che si rivolta contro l'uomo. Terminator, 2001 Odissea nello spazio col computer HAL 9000, Ex Machina per esempio. La letteratura non ha grande fiducia nella tecnologia, spesso la mostra come un mostro che poi finirà per mangiare l'uomo. Come andrà? Lei ottimista sì per convinzione, però stiamo facendo un po' un passo. Ma penso che siamo arrivati fino qui sfruttando in modo intelligente la tecnologia. Dobbiamo chiaramente evitare che la tecnologia ci sfugga di mano, e non sono così convinto che il problema climatico è un problema tecnologico, è un problema più che altro sociale, di uso da parte dell'uomo della tecnologia. L'uomo ha tanti pregi e anche qualche difetto tutto sommato. Per esempio, quando abbiamo a disposizione qualcosa che ci fa evitare di far fatica, qualcosa che semplifica la nostra vita, facciamo poi fatica ad abbandonarlo. Quindi è ovvio che di fronte alla possibilità di usare un'automobile, se si dice a una persona ma no, rinuncia all'automobile e vai a piedi, devi avere delle buone motivazioni per riuscire a modificare questo comportamento, perché facciamo veramente fatica proprio anche cognitivamente ad abbandonare delle pratiche che ci sembrano a prima vista semplicemente di comodità e che non hanno degli immediate ricadute negative. Se la ricaduta negativa è fra 50 anni, il nostro cervello non è abituato a reagire a questo genere di pericoli, chiamiamoli così. Marco Gaia, lei è sempre innamorato del suo lavoro, anche quando va al quotidiano a dire che forse dobbiamo dimenticarci lo sci in Ticino, in prospettiva, usando dati scientificamente inappellabili. Però c'è chi dice, sembra un po' un caso Stinca, c'è qualcuno che ha avuto da ridire dicendo ma non si possono dire le cose in modo un po' più morbido. Lei che è uno scienziato deve usare la scienza, e quindi toni proprio pacati e freddi della scienza, si trova invece confrontato con una platea che spesso vive di emozioni. Dire quella cosa è stata un po' impopolare. Come l'ha vissuta questa situazione e altre, penso, nella sua? Ma tutto sommato le vivo bene, non mi faccio grossi problemi, proprio perché cerco di essere da un lato non sensazionalistico. La comunicazione sensazionalistica penso non è utile allo scopo di sensibilizzare le persone sul cambiamento climatico, e dall'altro, come tutta l'attività di Meteo Svizzera, è basata su dati oggettivi. E le persone possono mettere in dubbio quanto vogliono i dati oggettivi, ma sono lì, non si scappa. Al limite è una questione di tempo, come mi capitava 10-15 anni fa, quando facevo le mie prime conferenze sui cambiamenti climatici, che incontravo veramente tante persone che dicevano ma no, probabilmente vi state sbagliando, non è vero, così. O c'è chi dice se si sciolgono i ghiacciai pianteremo la vigna, o andremo se si sciolgono i ghiacciai andremo al mare. È una visione molto semplicista di quelle che sono le conseguenze possibili dei cambiamenti climatici, perché l'abbiamo visto l'anno scorso. Pensiamo per esempio alla siccità. Possiamo avere quanti soldi vogliamo, ma se non arriva acqua dal cielo, prima o poi abbiamo dei problemi, e i soldi non ci permettono di andare a comprare delle nuvole. Non ci sono e basta. I tempi stanno cambiando, su questo non c'è dubbio, e cambiano anche le accezioni delle parole. Dire bel tempo non si può più dire se veniamo da 2 mesi di siccità. Il bel tempo in quel caso sarebbe la pioggia, lo sanno i nostri colleghi che fanno le previsioni meteo in televisione, che ormai non si può più dire bel tempo per il sole, perché bel tempo e brutto tempo anche a Meteo Svizzera li ho fatti abolire, perché è un'accezione molto soggettiva. E ci sono persone, ma ce l'hanno anche scritto, ma già anni fa, delle persone che dicono ma a me piace tantissimo andare a camminare in una giornata di pioggia. Per me una giornata di pioggia non è una brutta giornata. Come dargli torto? Ci sono anche delle applicazioni, i contadini hanno spesso bisogno di pioggia,
Sì. E senza i contadini il nostro cibo in qualche modo poi Adesso non arriva. anche i contadini si affidano ovviamente alle applicazioni e non più ai detti popolari, ma funzionano o no? Perché io sono di Gandria, per esempio, c'era un detto, diceva porlezzina ciara, tutto il mondo la lava, porlezzina scura, no paura, una cosa più o meno simile, mi perdoni il mio dialetto, però diceva che appunto se a Porlezza le nuvole erano chiare è probabile che arrivasse un bella acquazzone. Invece hanno ancora una rilevanza o dobbiamo purtroppo buttare via anche quelli visto che è tutto cambiato? No, allora, per le previsioni, per l'elaborazione della previsione non hanno più una rilevanza, però secondo me fanno parte di un patrimonio culturale importantissimo che ci deve ricordare come andare a osservare il territorio, osservare quello che succede nella natura è comunque qualcosa di importante perché l'ho letto ancora poco tempo fa, la nostra vita sostanzialmente è possibile grazie a due cose. Il fatto che piove regolarmente e che c'è uno strato di 60 centimetri di terreno in cui crescono le cose. Senza queste due cose sono due fattori di base per la nostra vita e riprendere l'abitudine, come era appunto anche quella dei nostri vecchi, di andare un po' a osservare, a contemplare anche l'ambiente che ci circonda, forse ci permette di recuperare una relazione un pochettino più positiva. Grazie. Marco Gaia sa che noi chiudiamo sempre con questo biscottino. Gli occhiali dovrebbero riuscire a leggere, è scritto veramente piccolissimo. Vediamo, Urca è proprio... Da una parte in inglese, dall'altra in italiano. Allora, con le lingue lei il maggior successo lo ottieni con le cose che fai seriamente. Sì, ci sta. Ci sta perché sono convinto che non si ottengono risultati senza un po' di sudore. Le cose, io sono abbastanza allergico a chi è troppo semplicista, chi fa discorsi troppo semplicisti, generalisti, perché di solito bisogna un po' sudare per ottenere dei risultati nella vita, nella scienza, praticamente sempre. E speriamo che quel Dio dell'inverno cantato da Guccini torni anche proprio nella realtà, anche nel basso Malcantone. Grazie Marco Gaia per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E grazie a voi, ci rivediamo fra una settimana. Buona serata.